Ehi, venga un momento qui. Hai il permesso? Certo. Può dirmi chi gliel'ha dato? Il direttore, l'ingegner Manfredi. Ah, va bene, in regola. Dica, lo conosce? Benissimo. Un momento. Sono io il professor Manfredi. Lei? Mi scusi. Vado via. No, scherzavo. Puoi restare se vuoi. Sì. Mi vuoi spiegare perché mi hai detto una bugia? Volevo vedere gli scavi da vicino. Ah, ti interessano a questo punto? È un bel lavoro. Mi piacerebbe aiutarla. Addirittura, ma se ci tieni tanto. Però non credo che ti andrebbe di scavare tutto il giorno. Magari. Ti accontento. Vieni con me. Giovanni. Dica, ingegnere. Abbiamo un volontario. Buongiorno. Dagli un piccone. Va bene. Stia attento a non farsi male alle mani. Non mi importa. Dove scavo? Da quella parte. Guarda come faccio io. Vedi? È molto semplice. Ehi, vecchi piano. O resterai senza fiato fra mezz'ora. Dove abiti? In quella villa lassù. Abbiamo lasciato la casa di Roma quando mio padre è morto. Edi, cosa fai tutto il giorno? Non vai a scuola? Faccio il liceo, ma adesso sono in vacanza. Poi che farai? L'archeologo. E quando hai deciso? Adesso. Sono già le 9 passate. Lo so. E non si vede. Però non vi capisco. Ma perché non siete più severa con lui? Lo avete viziato. Teresa, non voglio sentirti brontolare. Avete ragione. Ma vorrei tanto sapere dove è andato a cacciarsi stasera. Anch'io. Non aveva mai fatto così tardi. Già, ma a questo dovremmo abituarci. A 16 anni deve pur cominciare una volta. Sta diventando grande. È un bambino. Però vi fa stare sempre in agitazione. Guardate qua, non avete mangiato niente. Non ho fame stasera. Val proprio la pena darsi tanto da fare. Beh, io metto un altro pezzetto di legna sul fuoco perché fa un freddo. Ma perché non ce ne ritorniamo a Roma? Ci torneremo quando Corrado andrà all'università. All'università? Allora sì che vi vorrò vedere. Già qui comincia ad andare in giro e voi ci perdete la salute. Shh. Che state? Io non sento niente. È Corrado. Oh, era ora. Non si riesce a tenerlo in casa. Corrado, Ciao, mamma. sei tornato finalmente. Adesso gliene dico 4. Tu lascia stare. Va bene. Sei stato in pensiero? No. Dove sei stato fino a quest'ora? Sono stato agli scavi. È molto tardi, devi aver fame. Ma neanche per sogno. Agli scavi c'è una mensa. Ho mangiato col professor Manfredi e con gli altri. Da tanto tempo volevo conoscerlo e oggi finalmente ho avuto l'occasione. Gli ho parlato. Ho lavorato. Che cosa meravigliosa. Era come se fossi uno di loro. Così ho deciso, farò l'archeologo. Hai proprio deciso? Ne ho parlato al professore e lui mi ha detto che se mi piace questo lavoro dovrò studiare molto. E più tardi dovrò viaggiare. L'Egitto, la Grecia, l'Oriente. Non mi vedrai spesso, mamma. Il professor Manfredi mi ha detto che... E cos'altro ti ha detto il professor Manfredi? Non prendermi in giro, mamma. Ti assicuro, è un uomo straordinario. Vorrei che tu lo conoscessi. È intelligente, colto, cordiale. Peccato che le vacanze finiranno così presto. Per ora mi ha detto che posso tornare domani, dopodomani, sempre, quando voglio. Allora fai proprio sul serio. Certamente. Il lavoro mi piace molto. Imparerò presto. Diventerò il suo assistente. Sei contenta, mamma? Sì, caro. Sempre quando lo sei tu. Io sono felicissimo, sai. Mi ha raccontato come ha cominciato lui. Guarda che non è stato facile. Ha dovuto fare tutto da sé e per anni ha mangiato solo una volta al giorno. Per anni. Te l'ha detto lui? Sì, sì. E poi era timidissimo.
Non riusciva a farsi ubbidire dagli operai. Ma un giorno, sai cosa ha fatto? No. Cosa? Ha preso un piccone e si è messo a lavorare con loro. Da allora riesce a ottenere tutto quello che vuole. Beato lui. Io da te non ottengo un bel niente. Guarda i tuoi vestiti, come li hai ridotti bene. Tieni. Macchiati, infangati, che disastro. Che disastro, Corrado. Ho lavorato con la zappa. Ma che lavorato di zappa? Tu ti sei proprio imbruscionata dentro il terreno, figlio mio. Ma come si fa a pulire un vestito così? Ci vorrebbe la monica, io non la tengo la monica. Ci volevano pure gli scavi adesso. Sì, è zuccherata. Da 16 anni ci metto lo zucchero tutte le sere. Voi non vi volete fidare? Ecco, tenete. E sai che è successo una volta, Manfredi? Lavati adesso, parlerai dopo. Uffa. Di più? Ancora, ancora. Ecco. Va pure, Teresa. Io vi aspetto giù. Ora scenda. Basta, mi soffochi. Basta, mi fai male. Anche il professor Manfredi fa tante storie per lavarsi. Mi prende in giro, eh? Mi fai male, Corrado, basta. Quando ti arrabbi sei brutta, sembri proprio una statua egiziana No, col Corrado, becco. basta, lasciami. No, prima mi dai un bacio. Ti do uno schiaffo. Un bacio qui subito. Prepotente. Mi hai fatto male davvero, sei troppo forte. Stai diventando un uomo. Lo sai? E ora dormi, su. Mamma, com'ero da piccolo? Che domande. Eri buono. Non quella, mamma, la grande. Quella deve rimanere accesa. Ah, sì, è vero. Dormi. Scendo subito. Sono passata 3 volte ieri e tu non c'eri. Non ci sei mai. Vorrei sapere che fai. Pronto? Buongiorno, Carlotta. Mi chiamo Carla. Va bene, Carlotta. Dove sei stato ieri? Agli scavi. Ancora? Quante arie. Ma che ne capisci tu di scavi? Capisco moltissimo e quello che non capisco me lo spiega Manfredi. E chi sarebbe Manfredi? È quello che dirige tutto. Gli ho detto che volevo fare l'archeologo e così mi ha preso con lui. Bel lavoro. Zappa per delle ore e poi tira fuori dalla terra dei cocci vecchi. Parli così perché sei un'oca. Un'oca sarai tu. È un mestiere sudicio. Non direi di no. Stai sempre in mezzo al fango. A me piace. Senti, se vuoi fare l'archeologo non contare su di me. E va bene, resterò con mia madre. Tanto mi intendo meglio con lei che con chiunque altro. Ho capito. Invece non hai capito proprio niente. Sì, signore, ho capito che io non conto. Vengo dopo l'archeologia, tua madre, il professor Manfredi e tutti gli altri grilli. Quali grilli? Per esempio, perché dobbiamo andare al cricket da tua cugina? Ci ha invitati. Chi ha invitato? Ma no, ha invitato anche te. A mezza bocca. Carlotta. Ma non così. Adesso mi guardi. 1, 2, ma non guardi me. Mi hai detto di guardarti? E poi potresti anche darmi del tu, no? Siamo quasi cugini. D'accordo, tenterò. Adesso provi a battere. Obbedisco. 1, 2 e 3. Ma è bravissima. E tu sei bellissimo. Però mi piacevi più come eri pettinato l'anno scorso. Ti dava una certa aria. Corrado, mi vai a raccogliere la palla? Subito. Carla, è la terza volta che mandi la palla in fondo al campo. Non passeremo tutto il tempo a rincorrerla. Non aveva detto che andava a passare il Natale a Parigi? Ah, che memoria. L'avevo detto, ma poi ho cambiato idea. Peccato. Deve essere bella Parigi. Oh, bellissima. La cominciamo questa partita? Sì, benissimo. Ecco, sì, allora noi due e voi due insieme. Vieni, Corradino. Senti, domani darò a casa mia una piccola festa per il mio arrivo. Tu sei invitato. Mi dispiace, ma domani sono occupato. Occupato? Eh sì. Che peccato. Allora, siamo pronti? Pronti? Prontissimi.
questo cos'è? Ho invitato il professor Manfredi. Quando? Non ho voluto dirtelo prima. Viene adesso, a colazione. Caro, perché l'hai fatto? Perché non mi hai avvertito? Apposta. Se ti avvertivo trovavi 1000 scuse. Ma Corrado... Ti prego, non fare così quando devi vedere un viso nuovo. Manfredi è una persona semplicissima. E poi non ti devi preoccupare di niente. Perché? Teresa ha già preparato tutto. Ho capito, è stato addirittura un complotto. Già. E se vai in camera tua troverai il vestito che ti abbiamo scelto. Eccolo. Simpatico, a me piace. Mettetevi questo. Come faccio ora? Corrado è uscito, dove è andato? All'ultimo momento si è ricordato di comprare il whisky. E adesso che dirò a questo sconosciuto? Ma perché mi avete messo in questo pasticcio? Via, non vi mangerà. È un uomo, non è un osso. Ma non lo conosco, capisci? È imbarazzante. Non lo vorrete lasciare giù, solo. Buongiorno. Mi scusi, Di niente. Continui. Lei suona? un po', ma molto male. Credo di essere arrivato troppo presto. No. È una gioia conoscerla. Corrado mi ha parlato tanto di lei. Corrado è un ragazzo. Mi aveva detto che era molto bella. Lo vede? È un ragazzo. No, aveva ragione. Vuol sedersi? Suona Gradirebbe... sempre... Le volevo chiedere se voleva bere qualche cosa. No, proprio niente, grazie. Lei davvero non beve mai? Qualche volta, quando fa molto freddo. Ora rammento, lei fuma di continuo. Già, questo è vero. Ma chi gliel'ha detto? Corrado è andato in paese a cercare whisky e tabacco per lei. No, non doveva disturbarsi. È vero che il fumo fa molto male alla salute? Fa male senz'altro, ma quando lavoro proprio non posso farne a meno. Non stava per dire qualcosa? Quando? Prima, quando le ho offerto da bere. Ah, sì, io volevo chiederle se lei suona Mozart. Sì, lo suono spesso, mi piace molto. La musica mi fa felice, mi rasserena. A lei piace Mozart? È il mio primo amore. Sa che ne ero sicura. Perché? A certi piace e ad altri no. È molto grande questa casa. Sì, troppo grande. Siamo così pochi. Però è bella. È molto che è qui? Molto? Da sempre. Buongiorno. Avete fatto conoscenza? Di più. Abbiamo già fatto amicizie. E così continui a dire bugie. Mi avevi detto che era tua madre a invitarmi. Se lei la conoscesse, non immagina quanto è timida. Hai visto che non è così tremendo? Ma vuoi star zitto, Corrado? Adesso, dimmi sinceramente, non è intelligente? Ti prego, non mettermi ancora in imbarazzo. E guarda, so anche vendicarmi. Chi è Carla? Un'amica. Già.
E perché arrossisci? So che voi due avete parlato male di me. Questo non è vero. Mamma, diglielo anche tu. È un po' difficile credere che mio figlio parli male di lei, professor Manfredi. Ha visto? Eppure me l'hanno detto. La signora è in casa? Lasci. Buondì. Ciao, Corrado. Posso o non me ne vado? Avanti. No, professore, prego, stia comodo. Noi ci conosciamo, cioè io la conosco. Lei non si ricorderà di me, ma l'ho già vista agli scavi. Lavorava circondata da tanti bei giovani operai. La contessa Carena. Piacere. Contessa? Non ti disturbo, vero? No. Così passavo di qua e mi son detta, vado a prendere il caffè da Maria. Non ti dispiace, Corradino? No. Ecco il caffè. Tempista come al solito tuo. Grazie. Un giorno poi mi accompagnerai a vedere gli scavi, me l'hai promesso. Sì. Io sono un'appassionata come lei. L'archeologia... Oh, guarda un po'. Corrado, corre a cercare dell'acqua Io calda. vestito. Ma che peccato, in un caffè speciale questo. Corrado? Corrado? Aspettami! Corrado! Piuttosto vivace, direi. Sì, è vero. Mi sembra anche che abbia un debole per Corrado. Sì, è vero. Ah, sei qui. Guarda, tutto rovinato. Un bel ragazzo il professore, eh? Non è il mio tipo, ma... Sì, sieda là. Là? Stai sempre in casa, non esci mai? Sto con la mamma. Ah, con la mamma. Quando mi metto un vestito nuovo succedono sempre dei guai. Sono proprio sfortunata. È un bel vestito. Sentilo! Credevo non avessi occhi per queste cose. Di, a Capodanno cosa farai? Starò con la mamma. La mamma. Di sera non esci mai? Mai. Mai. Sai che facciamo per Capodanno? Daremo una bella festa da ballo qui, in casa vostra. Ti fa piacere? Rispondi. Sì, sì. E allora senti, tu sarai il mio cavaliere. Sei prenotato fin da questo momento. Così quel che farai il primo dell'anno lo farai per tutto l'anno. E confesso che Corrado era sincero. Non desideravo questo incontro. Avevo paura di conoscerla. E adesso ha ancora paura? No, non più. E la capisco, sa. Vede, anche per me è sempre stato difficile incontrare le persone. Sono timido anch'io. Sì, lo so. Mm? Me l'ha detto Corrado. Eppure a me non lo è sembrato affatto. E che cos'altro le ha detto Corrado? Aspetti, dunque vediamo. Che lei si alza alle 6 ogni mattina, che le piace zappare e che in gioventù ha saltato spesso i pasti, è vero? È vero, ma... Senta, se avesse dei segreti, non li sveli a Corrado. Mi dice tutto. Per fortuna io non ho segreti. Oh, è incredibile. Non ha neanche un segreto. E speravo che si vedesse. Non volevo essere indiscreta. Ma che dici? Mi scusi. Non di niente. Mi sembra di conoscerla da sempre. È vero? Anche a me. Da sempre. Allora vuol farmi un piacere. Domani sarà un giorno importante per me. Vuol venire agli scavi con Corrado? Se le fa piacere, certo. Ma le confesso che non sono come mia cugina Carena. Io non mi intendo di archeologia. Questo non ha importanza. Però dovrà alzarsi presto. Le dispiace? No, certo. M'alzo presto ogni giorno. Le piace la contessa Carena? Piace? Vede, certe persone piacciono all'istante. Ad altre bisogna abituarsi. È una donna molto attraente, non trova? Forse ha ragione lei, ma a me piacciono solo le donne semplici. Molto peggio di prima. Non è colpa mia. Corrado? Corrado! Eccoci, eccoci. Abbiamo una magnifica idea. Tu, Maria, ci devi dire di sì subito. Io? Facciamo una festa qui. Il comitato di organizzazione siamo io e Corrado. Lei, professore, è invitato.
A patto però che ci aiuti. Carla! Carlotta! Scendo subito! Fai presto però! Ciao Carla, Cosa vuoi a quest'ora? andiamo agli scavi, vieni con noi. Quando ti fa comodo una deve stare a tua disposizione. Pensavo di farti piacere. Mi fai tanto piacere. Ma che ti piglia? Niente, dico che ti piacciono le antichità. Mi interessano. Ecco, ti interessano le antichità. Che male c'è? E allora sposale le antichità e non mi venire a seccare, perché a me le antichità non piacciono. Mettitelo in mente. E poi non sono cieca. E a quell'antichità, se mi capita l'occasione, gliela faccio pagare, sai? Ma cara gliela faccio pagare. Di chi vuoi parlare? Non fare il finto tonto, lo sai benissimo. Di Giulia Carena. Sì, È venuta ieri a casa mia. e che avete fatto? Ma non so niente. Mi prendi per cretina? Ma via Carlotta, scendi giù. No, E io aspetto qui. non aspettare, non vengo. E smettila, sempre le stesse storie. E poi Giulia Carena è una donna. Già, perché io secondo te non sono una donna. Ma che sono? Sono forse un elefante? No, tu sei una ragazza che... Che? Sei una ragazzina. Io non ti vorrei vedere mai. Carla, dammi un bacio. Perché? Cos'è questa storia? Dove l'hai presa? Nella mia testa. Non ti ha baciato la vecchia? Chi, Giulia? Sì, No, lo giuri. giuro. Allora... Ma no, che stupidaggine. Non so nemmeno come si fa. Carla, lascia che ti baci io. Ma dopo mi lasci tranquilla. Sì. Mi hai baciata. E adesso vai via. Ma Carla, Vai via, ti dico. ma non abbiamo fatto nulla di male. Sei odioso, non capisci mai. Buongiorno. Buongiorno. Bene arrivati. È molto freddo stamani, eh? Ah, non tanto, professore. Ah, che bella passeggiata. Mamma mi ha fatto guidare il calessino. Non siamo troppo in ritardo, no? No, non avrei cominciato senza di voi. Ingegnere? Scendo subito. E apriranno la porta adesso. Sì, non vedo l'ora di entrare. Vede? È ancora intatta. È molto importante per lei. Certo. Alle volte si scava per dei mesi e non si trovano che 4 mattoni. Siamo pronti, ingegnere. Mi scusi. Aiuta. Non è emozionante? Sì, molto. È bella. Bellissima. Corrado, accompagna qui tua madre. Che buio. Prendi la torcia tu e fa strada. Vedi? Mi ha portato fortuna. Avanti. Tieni più alta la torcia. Aveva mai visto niente di simile? No. Sta attento agli affreschi, non ti avvicinare troppo. Ah, è magnifico. La sua scoperta la rende felice, no? Sì, ma lo sono soprattutto perché lei è qui. Perché è stata la prima a entrare qui dentro con me. Come fuma questa torcia? Vado a cambiarla. Bella, vero?
Gliela regalo. Che cos'è? È una coppa votiva. Su, la prenda. La ringrazio. Se può farle piacere, l'accetto. Vorrei che le lamentasse questa sua visita. Maria. Ho cambiato torcia, spero che questa non fumi. Corrado, dà un'occhiata a quei vasi. Sono strani, vero? Sì, Ma i più curiosi sono a Roma. Ce n'è una bella collezione a Villa Celimontana. lo so. Se andiamo a Roma sabato, perché non passiamo a vederli? No, noi ci siamo già stati. E poi è troppo lontano. Corrado Freddo, mi riaccompagneresti a casa? Possono andare a prenderle qualcosa? Ci sono molti dettagli ancora che vorrei mostrare. La ringrazio, ma li vedrò un altro giorno. Ora è meglio che la lasci al suo lavoro. Arrivederci. Che peccato, avrei voluto restare un altro po'. Accompagna tua madre. Ci vediamo domani. Va bene, a domani. Professore! Buongiorno! Buongiorno! Corrado! Buongiorno, contessa. Ma tu cosa stai facendo? Non vieni a Roma con noi? Sì, veramente. Cosa? Non mi vorrai mica lasciar sola, spero. Con tutto quello che ci resta da fare. Ma guarda, prima vogliono fare le feste, poi lasciano fare tutto a me. Ma ci sono da ritagliare i cotillon, da preparare i festoni e tante altre cose. Ma tua madre ci sta aspettando. Oh, la mamma. Maria sa benissimo che lui deve aiutarmi. E poi Corrado non è più un bambino. Non può mica sempre stare attaccato alle gonne della mamma. No, senta, professore, mi faccia il piacere. Dica così a Maria che Corrado l'ho requisito io. Beh, come vuoi tu, Corrado. Via. Buongiorno. Io com'è antipatico quel tuo professore. Si dà un sacco di aria. Già, ma a te non si può dire. Su, andiamo, che facciamo tardi. Accomodatevi, professore. La signora vi aspetta. Già pronta? Sì, ma Corrado non è ancora rientrato e non so dove sia. Corrado non viene. L'ho incontrato per strada. La contessa l'ha requisito. Dice che ha tanto da fare e deve aiutarla. Giulia mi fa inquietare. Non voglio che Corrado esca con lei. E così va tutto a monte. Volevo il suo aiuto per comprare i regali e ha guastato tutto. Non posso aiutarla io? Non possiamo andare a Roma noi due? Soli? Ho paura di no. Paura? Di cosa? Dobbiamo parlarci chiaro, professor Manfredi. Ieri è successo qualcosa fra noi, qualcosa che... Insomma, non vorrei che lei pensasse per un momento... Non dica altro. Ho capito. La prego di perdonarmi. Perdonarla? Non si tratta di questo. Io gliene ho data occasione. E io ne ho approfittato, non è così? Io ho dimenticato quello che è successo. Dimenticato? Assolutamente. Non è mai successo niente. A condizione che lei abbia fiducia in me. Non chiedo di meglio, lo sa. Bene. E allora andiamo. Senza Corrado? Senza Corrado. Su, vieni. Vedi? Questo è il mio piccolo nido. Quando sono triste mi vengo a rifugiare qua. Non l'ho mai vista triste. Oh, perché non lo faccio vedere? Noi donne siamo molto complesse. Eppure a volte mi sento così sola. Sì? Tu non ci credi, eh? Eppure è vero. Tornerai a trovarmi? Se vuole. Certo che voglio. Ti fa piacere stare insieme a me? Sì? Allora, siediti. Io vorrei che qui tu ti trovassi a tuo agio. Fumi? Qualche volta. Oh, mi devi dire la marca di sigarette che preferisci, così te le farò trovare. Grazie.
ti piace il whisky? Sì? L'avrei giurato, sai? Guarda su quel tavolinetto, ce n'è una bottiglia intera. È intatta. L'ho comprata proprio per te. La sai sturare? Posso provarci? Corrado, guarda. Hai visto questo? Bello, eh? Sì. È una novità. L'ho comprato a Vienna nel mio ultimo viaggio. Vede che succede ad accompagnare una signora a far spese? Non mi sono mai divertito tanto. Bene, e adesso dove andiamo? A casa, sono esausta, non c'ero più abituata. Com'è volata la giornata, vero? Mi dica, Maria, è stata contenta oggi? Che domanda, credo di sì. Lo crede o ne è proprio sicura? Sono sicura. Mi farebbe un favore, se glielo chiedo? Certo, se non chiede troppo. No, non mi pare. Non fa che guardarmi. La smetta, la prego. Sono capace di guidare anche senza vedere la strada. Non faccia finta di non capire. Sì, è vero. Ma come potrei non guardarla? Lei mi aveva detto che... Non ho mai detto che non l'avrei guardata. Il fatto si riferiva ad altre cose. Va bene, non insisto. Senta, non voglio farle dei complimenti. Io mi intendo di cose belle. È il mio mestiere. Lei è così bella che io devo guardarla. Ha detto proprio quello che non avrei voluto sentire. Non vuole dirmene il motivo? Io non voglio che lei speri, anche solo per un momento, che possa nascere qualcosa fra noi. Neanche per un momento? Io l'ho sperato ogni momento, da quando l'ho conosciuta. Ho la mia casa e un figlio. Ho i miei anni e li so. Da tempo ho imparato ad accettare la mia esistenza. È troppo tardi per sognare. Sarebbe inutile. Deve convincersi. E se io non volessi? Non mi tormenti. Non vuol capire. Sarebbe sciocco. Ho sbagliato. Ma non volevo ferirla. Mi deve credere. La prego. Vedrai che non torna tanto presto. Aveva pochissime spese da fare. Corrado, non fare il bambino. È andata con Manfredi? E con questo? Niente. Cosa vuoi dire? Perché hai detto è andata con Manfredi? Ho detto che è andata con Manfredi perché sono partiti insieme soli. Soli, sì. Ehi, Credi che siano tutte come te? ma Corrado, sei impazzito? Corrado! Corrado, dove corri? È tornata la mamma? No. È andata con Manfredi? Sì, ti ha lasciato un biglietto in camera tua. Buonasera, signore. Buonasera, signore. Buonasera. Che cosa vuol bere? Un punch. 2 punch bollenti. Subito, signore. Che mani fredde. Maria, la prego, non si inquieti di nuovo. Ma prima che questo giorno sia finito, io le devo dire qualcosa. Ancora, Stefano? Lei deve ascoltarmi e non deve aver paura. Io sento che noi ci siamo compresi dal primo istante. E so che spesso non ho trovato le parole adatte. Stavo per rovinare tutto in carrozza. Ma abbiamo incontrato l'automobile. Ecco, ci ha fatto sorridere e tutto è tornato come prima fra di noi.
Maria, è facile essere felici. Io non lo ero mai stato come stasera. Lei ne sa la ragione. Vede, io sento che il futuro ci prepara qualcosa. Qualcosa solo per noi due. Qualcosa di bello? Di meraviglioso. Parla come un ragazzo stasera. Ma l'ho fatta sorridere. Abbiamo passato un giorno meraviglioso. Ne possiamo avere 100, 1000 altri, solo che lei voglia. Sì, lo so. Ma bisogna che lei mi ascolti. I 2 ponci, signore. Ah, grazie. Vede? È arrivato in tempo per impedirle di dire quello che non doveva dire. Questo è il destino. Lei crede nel destino? Come potrei non crederci? Che freddo. A rischio di prendersi una polmonite. Oh, Teresa, che giornata incantevole. Voglio che anche tu vada presto a Roma. M'ero quasi scordata quanto fosse bella. Sai che ho visto gli zingari a Piazza del Pantheon? A centinaia, una tribù intera. Le hanno letto la mano. Grandi cose stanno per accadere. Non date retta, sono tutte sciocchezze. Pure a me una volta una zingara mi predisse che avrei incontrato un giovane alto, bruno, sincero, che mi avrebbe fatta felice. Lo sto aspettando ancora. Ma voi che vanno dette, che vanno dette? Non posso dirti niente, è un segreto. Ci rinunci, Teresa. Corrado, peccato che tu non sia venuto con noi. Ci siamo divertiti moltissimo. Ti ho comprato un regalo, però lo vedrai solo domani. Salve, Corrado. Hai visto quante spese? E i pacchi dove li metto? Là, sul tavolo. Teresa li riporrà più tardi. È mezzanotte. Mezzanotte, di già? Di già. Il tempo è passato in fretta oggi. È volato. Sei gelata, mamma. Teresa, accompagnala su. Ma sto benissimo, caro. Forse Corrado ha ragione. Non voglio che per colpa mia lei si prenda un malanno. Posso tornare a vederla domani? Certamente. L'aspetterò. La ringrazio. A domani. Addio, Corrado. Corrado? Ecco la camomilla. Lasciala sul tavolo. Beh, che aspetti? Io? Niente. Allora perché non te ne vai? Me ne vado, me ne vado. Ma perché hai sempre i nervi? Ogni tanto ti pigliano le bizze. Chi ti capisce è bravo. Io non ti capisco. Queste cose all'epoca mia non avvenivano. Corrado? Ancora in piedi? Perché non vai a letto? È tardi, sai. Non mi va. Ma devi riposare. Non hai sonno? Su, avanti. Ora vado. Bravo. C'è qualcosa? No. Buonanotte. Buonanotte.
Sei diventato sordo o dormi? Per una volta che venivo con buone intenzioni. Guarda se ti piace, è un libro di archeologia. No, non mi piace. E lasciami perdere, sono venuto qui per stare solo. Ma Corrado, che cos'hai? Niente, Ti è successo qualcosa? tu non puoi capire. Perché? Io ti voglio bene. Non dire questa parola, non dirla! E invece la dico, io ti voglio bene. Stai zitta. L'amore. Se tu sapessi che cos'è non parleresti a quel modo. L'amore. L'amore, l'amore! Ma non farmi parlare che è meglio. Un uomo e una donna. Lo sai che vuol dire? Ti raccontano tante storie e tu ti immagini che è brutto, ecco che cos'è. E quando pensi che la persona a cui vuoi più bene, l'unica persona in cui hai sempre creduto, la lasci sola per un giorno e quel giorno basta per perderla, perché anche lei è come tutte le altre. Vai via, Carla. Vai via. Io non ti lascio. Puoi dirmi quello che vuoi, ma io non ti lascio. E poi non è vero quello che dici. Noi tutti ti vogliamo bene. Non è vero. E quel libro te lo porti via. L'archeologia, un altro imbroglio. Anche in quella avevo creduto. Mi aveva detto di essere un amico. Mi aveva imbottito la testa di tante storie. E invece ha cercato di servirsi di me per portarmela via. Ma non ci riuscirà. Perché mia madre è mia. Corrado, io voglio aiutarti. Ma non vedi che non puoi. Ma perché? Noi ci vogliamo bene. Io non voglio più bene a nessuno. Nemmeno a te, Carla. Nemmeno a me. Non me ne importa niente. Guarda che potrei pregarmi. Io indietro non torno più. Se mi vedi per strada non mi parlare nemmeno, perdi tempo, perché io non ti rispondo. E adesso non credere mica che pianga per te. Piango perché... Piango per quello che mi pare. E tu zitto, nemmeno una parola. L'anno vecchio se ne va e mai più ritornerà. Io gli ho dato una valigia di capricci e impertinenze, di lezioni fatte male, di bugie, disobbedienze, e gli ho detto porta via, questa è tutta roba mia. Non la vuoi portare, beh? Insomma non vuoi far niente. Allora cosa stai qui a gironzolare? Vai a vestirti che è tardi. No. Dovevi fare tutto tu, i festoni, le luci, mi è sembrato la fabbrica di San Pietro. Se non c'eravamo io e tua madre qui, stavamo tutto come prima. Senti, comincia a venire gente. Vestiti, è tardi, dillo pure a tua madre, benedetta anche lei. Buonasera, professor Manfredi. La signora viene subito. Prego, si accomodi. Buonasera. Arriva sempre in anticipo, vero Teresa? No, è il primo. Si accomodi, sieda. Mamma, Sì, caro. Perché non entri? Vuoi aiutarmi, per favore? Vieni. Ti piacciono? no. Quanto sei carino. Sai, dopo tanti anni credevo che non mi stesse più. Così non ti piace, eh? No. E non hai niente da dirmi? Tanto che te ne importa di cosa ne penso io. Ma Corrado, ancora non sei pronto. Sbrigati, ti prego. Hai sentito? Stanno già arrivando. Su, fa svelta da bravo. Magnifica.
La ringrazio delle rose. Sono bellissime. Sono felice che le abbia gradite. Gliele ho mandate con la speranza di essere perdonato. Di cosa? Lei forse non si ricorda il primo giorno che venni qui a colazione? Sì, perché? Quel giorno avrei dovuto mandarle dei fiori. Quando lei apparve, mentre ero lì vicino al pianoforte, me ne ricordai. Ero così a disagio che non sapevo più che cosa dirle. Lo so, l'ho sentito, ma credevo che fosse colpa mia, che si annoiasse con me. Oh, ma che dici? Maria, lei non sa quanto era graziosa quel giorno. Io non ho un passato, solo l'avvenire. Perciò sono felice e mi trovo bene con i giovani. Lei è solo qui? No, con la mamma. Ciao Giulia. Ciao, come sta? Cara, stavo meglio 30 anni fa. Lei conosce la contessa Carena? Sì, eravamo compagni di scuola dalle suore Orsolini. Allora avevamo ancora la stessa età. E anche allora stava sempre insieme ai ragazzi. Vede, è rimasta fedele ai gusti della sua infanzia. È la sola fedeltà di cui sia capace. Forse è vero, ma non sia troppo cattiva. Tuo padre ne ha detta qualcuna delle sue. Non può farne a meno. Guarda Violetta, sembra un tacchino in collera. E lui si diverte un mondo. Mi ascolti? Certo. Allora che ho detto? Ho capito. Non hai fatto pace con Corrado. Chi ti ha detto che abbiamo bisticciato? Ti si legge in faccia. Vuol dirmi cos'è? Tutto a un tratto è diventato silenzioso. Ha qualcosa, Stefano? Maria, non posso più tacerlo. Mi creda, non l'avevo mai detto. Non lo dirò a nessun altro. Ti amo. Ti ho amata subito e per sempre. Corrado, finalmente. Che padrone di casa. Ti è successo qualcosa? È molto che qui. Direi. Vieni dal mondo della luna. Guarda come sono stupida. Mi ero fatta l'illusione che oggi saresti venuto a trovarmi. Ti ho aspettato, sai? Non c'era ragione. Sarebbe stato carino, dopo il modo in cui ci siamo lasciati. Beh, mi fai ballare? Non sarai innamorata di un'altra, vero? Che mania. Per voi donne è l'unico problema al mondo. Ciao, Corrado. Ciao. Hai visto? È un problema abbastanza frequente, te ne accorgerai. Di cosa mi dovrei accorgere secondo lei? Ma che ti prende? Non ti si può neanche più parlare? Le ho chiesto io di starmi sempre attorno? Va bene, vai, vai. Tornerai quando ti saranno passate le furiette. Anche se hai torto, vai a far la pace. Ma se ha ragione. Non ha importanza. Carla, vuoi ballare? Sì. Cos'hai? Niente. Fatti guardare. Hai gli occhi lucidi. Che ti importa? Rispondi sempre così. Dai, vai a divertirti. Vai, vai. Attenzione, tutti a posto per la porta. Corrado, mi dai il tuo bicchiere? Ho danzato tutta la sera. Ho una sete. Sei di cattivo umore? Ancora in collera con Carla? No. Tieni, Corrado. Grazie. Maria. Maria. Sì?
Attenzione, attenzione! La contessa Carena e mia moglie passeranno fra voi con questi 2 cestini. Questo a destra è per le dame e quest'altro per i cavalieri. Vi prego tanto di non fare sbagli. Ognuno di voi pescherà un mezzo cuore. A mezzanotte esatta le coppie si formeranno. Ciascuno dovrà cercare il suo compagno che avrà la metà del cuore corrispondente. Così. Avete capito? Buona pesca a tutti! Senta, lo vuol mettere da parte per me? Lei non vuol fidarsi del destino? No, la fortuna è cieca e io non voglio rischiare. Ha ragione, Giulia, così non ci sarà pericolo che si sbagli. Prego, signora. Grazie. Si serva? Scegli bene, Violetta. Cara, gli uomini è meglio perderli. Per perderli bisogna trovarli. Credo che in questo tu hai più esperienza di me. Per fortuna sì. Avete preso tutti il vostro cuore? Bene. Prendi questo. Bravissimo. Tout le monde en place. Musica. A tour à droite. Au contraire. Les dames au milieu. Dame tour à droite, cavalier tour à gauche. Au contraire. Tout le monde arrête. Tour de main balancé. Carla, mi fai vedere il cuore che hai pescato? Non ti faccio vedere proprio niente. Avanti. Magari va bene con il mio. Per quel che vale il bacio di mezzanotte. Grand promenade. Arrêtez. Les dames vis-à-vis de leur cavalier. La grande chaîne. Arrêtez tous. Fra 1 minuto e mezzanotte cercate la metà che manca al vostro cuore. No, vediamo. No. No, peccato. Vuol provare il mio? Esatto. Esatto. Chi gliel'ha dato? Me l'ha dato il dottor Albani. Il dottor Albani, burlone. Questa me la paga. Ah, ti dispiace? No. Signori, è mezzanotte! Auguri a tutti! Fortuna! Buon anno! Buon anno! Basta! Non esageri adesso. Corrado, auguri, caro. Lasciami. Mi dispiace, Maria. Su, non stire in pena. Corrado era un po' nervoso in questi giorni, ma succede spesso ai ragazzi della sua età. No, è fuggito. Lo so. Sarà qui fuori. Vado a cercarlo.
devo... No. Ma perché non andate a riposare? Aspetto io, eh? Se c'è qualche cosa io vi chiamo. Sono più di 3 ore che se n'è andato. E va bene, non è un'eternità. Per una madre sì. Perché non vai a letto, Teresa? Dove andate? Maria, non piangere. L'hai trovato? È tornato? No, Maria. No. Ho guardato dappertutto, sono andato persino a cercarlo agli scavi. Non torturarti, Maria. Sono certo che tornerà. Come lo sai? Perché Corrado è un bravo ragazzo. Quando si renderà conto di quello che ha fatto, della pena che ti ha dato, tornerà, vedrai. Avrei dovuto capirlo prima. Se non torna, la colpa è mia. Ma cosa gli hai fatto? Gli ho fatto molto male. Io lo conosco. È mio figlio. È un ragazzo difficile. Dovevo saperlo. Cosa dovevi sapere? Che puoi aver fatto di male? Niente, niente, Maria. Lo dici tu. L'ho fatto soffrire e... Cosa? Mi sono scordata di lui. Mi sono scordata che avevo un dovere. Che dovevo comportarmi come sua madre. Non come una ragazzina frivola e sciocca. Allora eri soltanto questo. Sciocca e frivola. Credevo che tu fossi qualcosa di più di questo. Corrado è mio figlio. Mi vede con occhi molto diversi dai tuoi. Come si vede una mamma. Non parlare così, Maria. Non ragioni. Tutto si aggiusterà, sono sicuro. E certo, Corrado è geloso, è un fatto normale che lo sia. Ma un ragazzo cresce, capisce, e un giorno capirà anche noi. Non sentirti in colpa. Tu non hai nessuna colpa. Molte colpe agli occhi di mio figlio. No, non l'ammetto. Io ti voglio bene. Che cosa c'è di male in tutto questo? Perché devi averne vergogna? Ma tu non capisci, Corrado. L'ho capito meglio di te. Tuo figlio è fuggito per punirti perché non vuole che tu sia felice con me. No! Tu non gli vuoi bene. No, gli voglio bene. Ma non posso perdonargli il male che ti fa. Ma non vedi che non ho scelta?
La mia scelta l'ho fatta molti anni fa. E ora non voglio che mio figlio possa dire che è solo o che ha sofferto a causa mia. A lui ho dedicato la mia vita. Perché prima di ogni altra cosa, io sono sua madre. Basta, ti prego. Stefano, eravamo amici. Non chiedevo altro e te l'ho detto. Non t'è bastato. Hai insistito tanto che anch'io ho creduto. Cosa hai creduto? Ho creduto d'amarti. Non più di questo. Non più. Tu vuoi che io pensi che non mi ami? Che vuoi rinunciare a tutto? Sì. Tu non puoi farlo. Io devo farlo. E la felicità che abbiamo avuto, la gioia, i sogni. Sì. Anche quel bacio per te non conta. Non è stato quello che credi. Ma cosa è stato? Solo un attimo di turbamento, un momento di follia di cui mi pento. Follia! Non è stato nient'altro. Nient'altro! No, nient'altro! Devi odiarmi. Non ti odio. Ti amo. Che farò senza di te? No! No, Stefano, no! Non è vero che non ti amo! Non ho più vergogna di dirtelo, ti amo! Ti amo! Lo sapevo, Maria. Vedrai, saremo tanto felici insieme. No, mai. Non devi dirlo tanto. Dobbiamo separarci. Ma non lo capisci? Stefano. No. Non posso capirlo. Non voglio, non lo capirò mai. Corrado! Corrado! Corrado. Volevo soltanto dirti che se tu hai un dispiacere, io non sono più arrabbiata con te. Ti hanno cercato tutti, sai? Ma io non ho detto niente. Sei scappata di casa? No, mi ci ha accompagnato mio padre in carrozza. Corrado. Buon anno. Buon anno. Senti, come sta piovendo? Sì. Andiamo dentro. Vieni. Che freddo. Adesso accendo anche il fuoco. I pastori lasciano sempre della legna. Ecco qua. Zitto. Non senti? Io no, cosa dovrei sentire? C'è un animale che si lamenta. Un animale? Sì. Aspetta, vado a vedere. Cosa fai? Voglio cercarlo. È da questa parte. Eccolo! Eccolo! È un coniglietto, poverino. Lascia fare a me. Non fargli del male. Accidenti, come sono combinate queste tagliole. Prova a tirare, prova. E non posso, gli rompo la zampetta. Aspetta che provo di nuovo. Ecco, tieni. Ecco qui. Sei tutta bagnata. Togliti il vestito. Forse hai ragione. Mi viene male alla gola quando mi bagno. Tieni. Ecco. Attento, non farli male. No. Carla, hai visto quanto è carino? Non ti voltare. Va bene. Poverino. Senti che bel calduccio. Hai avuto paura, Hai preso freddo, No, tossivo anche prima. Non è vero. Non sarebbe meglio che tu tornassi a casa? Sola no. Se tu rimani, voglio rimanere anch'io. Forse, se tu torni presto, tuo padre non si accorge di nulla. Forse. Mi ridai il coniglio?
Tieni. Ti ha parlato mia madre? L'ho vista appena. Stava con Manfredi? No, Che cosa faceva? è salita in camera sua. Ha pianto? Aveva gli occhi tutti rossi. Senti, adesso piove di meno. A me sembra di più. Ti riscaldi? Un poco. Quando il tuo vestito sarà asciutto torneremo a casa. Signora, è tornato! È tornato! Sei tutto bagnato. E la tua cravatta? Eccola. Vieni. Sono quasi le 5. Adesso dormirai, vero? Anche tu non hai dormito. Oh, che vuoi che importi? Ho pensato tanto a te. Sai, Manfredi se ne va. Se ne va, e per quanto tempo? Per sempre. Non tornerà più. Mai più. Ho deciso di scrivere alla zia Elisa mentre ti aspettavo. Qui, sola. Le ho promesso una visita a Milano da anni. E adesso manterrò quella promessa. E ho anche deciso di chiudere questa casa. Teresa l'ha sempre detto che è troppo grande e vuota. A dirti la verità vorrei venderla e non tornarci mai più. E per la scuola? Ci sono scuole dovunque andremo, ma avremo tempo di riparlarne. Dammi un bacio. Corrado, vuoi bene alla mamma? Solo a te. Ecco così, tienimi stretta. Ho bisogno di te, tesoro. Tanto bisogno. Non ho niente. Nient'altro. E sono tanto stanca. Mamma, ma tu piangi? Davvero? Non è niente. Capita a tutti di essere tristi una volta. Ma adesso dormi. È tardi. No. Ah, vedi, lo dimentico sempre. Ricordati delle mie rose. Mi raccomando. Dì al giardiniere di innaffiarle tutte le sere, non deve scordarlo. Guarda, ti lascio la carta e le buste sul tavolo, così non potrai venirmi a dire che non avevi tempo, che non l'hai trovato. Va bene. Scrivimi e dimmi tutto. Della casa, del giardino. E la sera chiudi bene ogni porta e ogni finestra. Non scordarlo. Corrado. Ma che cos'ha? È triste. Anche lui. Tieni. Ecco le chiavi dell'armadio grande. Finirai tu di metterla a posto, eh? Va bene. E poi andiamo a imballare pure la farmacia. Che stai facendo? Niente. Stavi scrivendo a Carla? Come lo sai? Suo padre è stato qui stamattina. Perché sono partiti? Per quello che è successo ieri sera. Non è successo niente. Lo so, ma si sono spaventati. Carla è una ragazzina.
Quando tornerà? L'anno prossimo. L'hanno mandata in collegio. Ti dispiace tanto? Un anno è lungo. Sì, lunghissimo. Però vi scriverete. Adesso è inutile. Hai torto, le faresti piacere. Come fai a saperlo? Credimi, è così bello ricevere una lettera da chi ci vuol bene. Ma non so che dirle. Vuoi che ti aiuti? No. Su, proviamo. Prendi quel foglio. Cominciamo. Cara Carla. No. Troppo freddo? Mia cara Carla. Neanche così ti va? No, io avevo messo amore. Amore. Hai ragione. È un bel inizio per una lettera. Amore. Sei partita e non ci siamo detti addio. Ti va così? Sì, addio. So che i tuoi hanno deciso Deciso? di chiuderti in collegio per tenerci separati un anno, almeno. Credo che questo vada bene. E adesso? Di che è una vera porcheria. Che ingiustizia separarci. Ma ti prometto che ti penserò sempre. E tu? Tu cosa farai? Non voglio che ti scordi di me, io non posso pensare di perderti. Tutto qui mi rammenta le parole, le ore. No, di solo che l'aspetto l'estate prossima. Attendo con ansia l'estate e te. E ho già cominciato a contare i giorni. Sì, i giorni, le ore, i minuti. Talvolta sogno che tu stai per tornare, ma poi mi desto e tutto svanisce. Allora temo che il nostro bel sogno sia solamente un brutto sogno che io devo dimenticare. Ma come posso dimenticarti? Tu sei vero. Ed è vero che tornerai da me, che io ti correrò incontro, è vero, come è vero che ci amiamo tanto. Amore mio, come hai potuto ascoltarmi, amore? Non dovevi ascoltarmi. Non pensi che a lui. Non pensi che a lui. E allora va da lui! Che fai? Che vuoi dirle ancora? Non l'hai fatta soffrire abbastanza? Di cosa ti impicci tu? Stavi a spiare dietro la porta? Sì, spiavo. E allora? Vai fuori dai piedi. Vada, Corrado, non ti lascio trattare così tua madre. Io con mia madre faccio quello che voglio. E se la voglio far piangere, la faccio piangere. Sei cattivo, egoista, prepotente sei! Sono anni che la stai tormentando. Non ti sei mai domandato ma come ha fatto a vivere fino a questo momento? Mai. Mai. Hai pensato solo a te, sempre, solo a te. Quel ritratto che sta in camera tua, la vicina, sai quant'anni teneva? 20 anni. 20 anni. Ed era già vedova. Certo, tutto quello che ha fatto per te ti era dovuto. E la tua madre? E tu? Tu che sei il figlio, per lei che cosa hai fatto? Niente. Prepotenze. Soltanto prepotenze. Fin da quando eri piccolo così. Se non stai zitta, ti caccio via. Non c'è bisogno che mi cacci via, perché fuori di casa ci vado da me. È stata sempre chiusa qui, in casa.
per non darti il minimo dispiacere. Diceva, quando sarà grande capirà. Capirà. Cosa capisci? La faccio piangere quando vuoi. Vai. Piangi. Ma non avevo mai pensato a questo. Dovevi farlo. Io non volevo perderla. Mi sembrava giusto. 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 Teresa, io non volevo farti male. Io non volevo. Perdonami. No, la colpa è mia. Non dovevo immischiarmi. Io non sono che una cameriera. No, tu sei la tata. Mi perdoni? Sì, ti perdono. Su, Ti perdono. dammi un bacio, se no mi fai piangere No, ancora. no, non piangere. Non piangere. Ecco, un bel bacio. Ecco. Mi vuoi dare un altro schiaffo? Dammi un altro schiaffo. Senti, Teresa. Io voglio fare la pace con la mamma. Vai tu a chiamarla. Bravo, bravo, sì. No. Aspetta. Non andare. Non andare. Corrado, dove vai? Corrado! Ciao, Corrado. Ciao. Sapevi che partivo stasera? Sì. Grazie di essere venuto. Di aver pensato che la nostra amicizia valeva un addio. Che c'è? Hai qualcosa da dirmi? Sì. Dimmi. Mi sembrava facile poterle parlare. Ma non ci riesco. Manfredi, sono corso qui adesso perché voglio... Vede, non posso. Come sta tua madre? Non voglio più vederla soffrire. Vorrei... Avanti. Torni da noi. Corrado, oggi agli scavi ho scoperto una cosa meravigliosa. Ma quello che hai trovato tu nel tuo cuore è molto più bello. Ti vedrò stasera. Sono io, mamma. Vieni. Corrado. Scusami per oggi. Ero sconvolta, ma è passato tutto. Mamma. Manfredi. Verrà qui. Sono stata agli scavi a parlargli. Manfredi. Verrà qui. Torna. Torna. Corrado. Gliel'hai chiesto tu? Sì. Perché? Perché l'hai fatto? Dimmi perché. Perché ho capito, mamma. E perché ti voglio bene.